Siamo in Costa Rica, nella riserva biologica La Selva, a un paio di ore da San José, verso nord. Abbiamo trovato in mezzo alla foresta questo bellissimo fiore di Passiflora vitifolia. È una passiflora, il suo nome, fiore della passione, non è dovuto alle sue proprietà afrodisiache, come pensavo io quando ero piccolo, ma al fatto che alcuni elementi florali di alcune passiflore ricordano ehm, simboli religiosi, simboli della passione di Cristo. Ci sono i chiodi, la croce, la corona di spine, ma io non me ne intendo molto, comunque ho letto che è così. Le passiflora per noi sono note per il succo tropicale, perché i frutti di alcune specie hanno un sapore molto particolare e apprezzato e viene usato appunto per fare questi succhi di frutta. Il fiore della Passiflora vitifolia è un fiore che è dedicato ai colibrì, infatti il colore rosso ci fa dedurre questo, perché i fiori rossi nelle zone tropicali spesso sono evoluti per essere impollinati da uccelli. Perché questo? Perché il rosso non viene visto ad esempio dalle api, quindi i fiori così non rischiano di essere disturbati da altri impollinatori che non sarebbero efficaci. In realtà qua abbiamo visto un sacco di api, quindi o il sistema non funziona molto bene, oppure questo fiore ha deciso di sfruttare anche le api per la sua impollinazione. Un sistema particolare di questi fiori è rappresentato da dei piccoli organi che stanno alla base del fiore, che si chiamano nettari extraflorali. Sono dei piccoli, come dire, delle piccole aree che producono nettare, ma non per gli impollinatori, in questo caso per delle formiche. Perché? Perché il fiore recluta formiche per difendere se stesso dall'attacco di, ad esempio, di bruchi o insomma altri insetti fitofagi che potrebbero divorare la struttura del fiore e quindi vanificare tutto lo sforzo fatto dalla pianta per la riproduzione. Come vedete qui ci sono delle piccolissime formiche che stanno proprio pattugliando l'area con i nettari extraflorali. Possiamo definirli dei mercenari